L'arresto di Vincenzo Consoli motivo non di consolazione ma di speranza per le migliaia di risparmiatori che stanno piangendo. Il commento a caldo dell'Associazione dei risparmiatori Banche Venete, Don Enrico Torta, con il suo portavoce. Questo è un piccolo inizio, non è niente, perché ricordiamo che il risparmio sottratto all'economia veneta italiana sono 20.000 milioni di euro di risparmi. Associazione che alla magistratura chiede di più e vuole sapere che fine hanno fatto tutti i soldi dei risparmiatori. Quindi categoricamente noi chiediamo alle procure il sequestro di tutte le quote azionarie. Chiediamo al CDA di Veneto Banca e di Popolare Vicenza di mettere immediatamente all'ordine del giorno l'annullamento delle assemblee di trasformazione della SPA. Anche il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, in qualità di portavoce della cittadinanza, dichiara apprezzamento per le indagini in corso con le misure restrittive adottate dalla magistratura, che, dice, rispondono alle esigenze del popolo che chiedeva da oltre un anno di fare chiarezza. Esigenza, aggiunge, di quelle persone che hanno comprato azioni come gesto di risparmio e non di investimento e per le quali ora si spera si possa avviare un percorso di indennizzo.